Il territorio c'è, non ci mancherebbe altro, la dimostrazione lampante appunto dalle parole ai fatti, come si dice, e la figura e la presenza anche dell'assessore dimostra l'attenzione nel seguire anche gli stessi lavori e ovviamente, come è stato detto, tante volte non è anche facile operare in un territorio che può essere anche fragile, ma al tempo stesso insomma, se i risultati poi dopo portano il ritorno, diciamo così, della salvaguardia del territorio, questo è un beneficio importante, sia per l'attività turistica ma soprattutto per il territorio, un territorio fragile, sappiamo tutti, e ovviamente insomma, è il nostro interesse salvaguardarlo, ma è il nostro interesse portare a essere gli ambasciatori, diciamo, questa parte del territorio, insieme al collega Montanariello e anche la collega Baldini, insomma, di portare le istanze in sede regionale e ovviamente pur sapendo bene che certe competenze le ha sì la regione ma sono, diciamo così, delegate dal governo centrale, dunque dobbiamo tener conto anche di questo, mettere anche economie non è facile in questi periodi, però l'attenzione c'è, una dimostrazione insomma, che la regione e le nostre istanze da parte come rappresentanti del territorio insomma, ci sono.